Rieccoci insieme. Allora, vi presento subito la nostra prima ospite. Ben arrivata qui con noi, ci fa molto piacere averla in presenza, la dottoressa Paola Perini. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a lei, che è dirigente medico di primo livello della clinica neurologica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Neurologo quindi sostanzialmente. Sì, da tanti anni, più di 25 anni, quindi una carriera molto lunga alle spalle, grande esperienza. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di una patologia purtroppo abbastanza diffusa nella popolazione, poi vedremo anche se più nelle donne, negli uomini, insomma non anticipiamo nulla, che è la sclerosi multipla. Molti si spaventano quando sentono questo termine perché molte persone, soprattutto in una certa età, sono ancorate a una conoscenza legata ad anni addietro. Per fortuna la clinica, la ricerca, la sperimentazione fa dei passi avanti da gigante, in modo particolare l'azienda ospedaliera, l'Università di Padova e l'equipe che si occupa di questa patologia è cresciuta tantissimo, i risultati sono straordinari veramente, si farà ancora di più, certo si cresce sempre e quindi il decorso della patologia, la vita stessa, la qualità della vita dei pazienti, per fortuna, è cambiata nel tempo. C'è poi la diagnosi, la prognosi innanzitutto, la diagnosi, il decorso e quali sono anche le terapie che possono essere applicate rispetto a una volta. Quindi vediamo di capire, dottoressa, con lei innanzitutto l'impatto che ha, ma che cos'è questa patologia, che cos'è la sclerosi multipla, perché molti veramente si terrorizzano quando sentono questo termine, un po' come dire il tumore, aiuto, e poi magari molti tumori si risolvono per fortuna. Assolutamente sì, grazie ancora per questa opportunità di arrivare a comprendere meglio oggi la sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, quindi dell'encefalo e del midollo, che colpisce preferenzialmente il giovane adulto, potendo provocare, se non trattata adeguatamente, elevati gradi di disabilità. È una malattia che rientra nel capitolo delle patologie autoimmunitarie, multifattoriali. Che cosa vuol dire patologie autoimmunitarie? È una malattia in cui fattori genetici, fattori ambientali, fattori virali, fattori comportamentali giocano un ruolo importantissimo nel determinare la perdita di tolleranza verso antigeni che ci appartengono, in questo caso specifico la mielina del sistema nervoso centrale, cioè la guaina che avvolge le fibre nervose che consentono una trasmissione rapida dell'impulso. Ecco, lei ha detto fattori ambientali, quindi vuol dire che questi un po' prescindono da noi perché purtroppo viviamo in un ambiente altamente inquinato e questo ai noi mi sa che sì, non è che si possa far molto. Però il fattore ereditario gioca un ruolo, quindi io devo allertarmi se ho un parente e mi dirà lei se sì, se no, e quale grado ha avuto questa patologia, e comportamentali, ovvero che cosa? Certamente, la sclerosi multipla non è una malattia ereditaria, ma è una malattia poligenica a tratto complesso, cioè significa che c'è una predisposizione genetica a sviluppare l'autoimmunità. Questo significa che esistono solo piccoli gruppi di famiglie con più pazienti, più persone affette, circa solo il 5%. Il rischio di sviluppare malattia per un figlio di un paziente affetto è veramente comunque molto basso, ma aumentato rispetto alla popolazione generale. Fattori comportamentali, un ruolo importante oggi è quello del fumo della sigaretta, quindi il fumo oggi viene riconosciuto come fattore di rischio. Ma volevo esprimere due note, due parole sulla prevalenza e l'incidenza, che rende questa malattia una malattia di fatto comune. La prevalenza nella regione Veneto oggi, cioè il numero totale di persone su 100.000 abitanti, è di circa di 220 su 100.000, quindi 10.000 persone più o meno nella regione Veneto hanno la sclerosi multipla. E soprattutto l'incidenza è un fenomeno che sta aumentando. Un'incidenza di 7 nuovi casi per 100.000 all'anno fanno 340 nuovi pazienti ogni anno nella regione Veneto. Quindi è la più comune causa di disabilità neurologica nel giovane adulto, dai costi sociali e assistenziali molto molto alti. Ma oggi sappiamo che una diagnosi precoce e un trattamento precoce cambia il volto di questa malattia che nel 70% dei casi, ricordiamoci, esordisce fra i 20 e i 40 anni, con una possibilità di esordio pediatrico in circa il 5% dei casi, quindi sotto i 18 anni, e un esordio tardivo, quello che è sopra i 50 anni. Malattia anche di genere, perché colpisce 3 volte più le donne degli uomini, quindi le donne sono sicuramente più soggette in generale alla patologia autoimmune, quindi anche
anche alla sclerosi multipla. Ecco, dottoressa, è una patologia che ha una fase di latenza, ovvero quando lei mi dice superiore ai 50 anni, perché c'è una fase di quiescenza, latenza dovuta magari a determinati fenomeni e poi si può manifestare, ma certo. A questo punto una diagnosi precoce è possibile farla? Ci sono degli esami che possono supportare? Certamente questo è un aspetto anche molto importante. La malattia in sé è complessa perché è molto variabile. Io dico sempre che conosciamo la malattia ma non conosciamo il malato. Ogni malato è unico e ha la sua espressione di malattia. Ma esiste un esordio, una modalità di esordio clinico che è successiva all'esordio biologico, quindi evidentemente esiste un processo di infiammazione che riguarda la sostanza bianca, ma anche oggi sappiamo la sostanza grigia corticale del midollo spinale, che precede l'esordio clinico. L'esordio clinico è il momento in cui il paziente giunge alla nostra osservazione con un sintomo, con un disturbo. Quali sono i sintomi più comuni, i sintomi più frequenti? Li possiamo dividere in tre grosse categorie. I sintomi visivi sono sicuramente il 30% dei disturbi, quindi un calo della vista sotto forma della neurite ottica retrobulbare oppure uno sdoppiamento dell'immagine, un movimento dell'immagine. Nel 30% dei casi abbiamo disturbi motori o disturbi dell'equilibrio e in un altro 30% dei casi abbiamo dei disturbi sensitivi, i formicolio, la perdita di sensibilità. Certamente poi ci possono essere disturbi più subdoli come la fatica, che è un sintomo molto importante nella sclerosi multipla, che noi chiamiamo fatica fisica e fatica mentale. E i disturbi cognitivi, che cosa intendiamo col disturbo cognitivo? Intendiamo l'interferenza sulla, per esempio, velocità di elaborazione delle informazioni, sull'attenzione, la concentrazione sostenuta. Ecco perché è molto importante fare una diagnosi precoce. Attraverso una diagnosi precoce io instauro un trattamento altrettanto precoce. Che fine ha questo trattamento precoce? Quello di spegnere l'infiammazione, che è molto caratteristica nelle prime fasi della malattia. L'ho ricordato all'inizio, una malattia infiammatoria soprattutto nelle fasi iniziali e anche questo aspetto di malattia neurodegenerativa. Mi piace ricordare e dire che in ogni malato bisogna mettere in atto un progetto nella fase iniziale, quindi una malattia da prevenire. Diverso il volto della sclerosi multipla rispetto a 25 anni fa, quando non avevamo di fatto farmaci. Cosa facciamo con questi farmaci? Con i farmaci, ed è la definizione dei farmaci modificanti il decorso di malattia, modifichiamo la storia del nostro paziente. Quindi spegniamo il processo infiammatorio e rallentiamo il potenziale ingresso nella fase cosiddetta progressiva della malattia, che è più caratteristica della degenerazione, quindi della perdita neuronale. Agendo tempestivamente nei primi anni, noi modifichiamo questa storia. E lo facciamo con un progetto individuale, molto attento, per cui il paziente viene studiato con degli esami del sangue, e lo strumento sicuramente più sensibile e più specifico oggi è la risonanza magnetica nucleare, indagine che ci permette di cogliere la multifocalità delle lesioni, cioè lesioni in più sedi che devono avere determinate caratteristiche numeriche e di sede soprattutto, coinvolgono l'encefalo e anche il midollo. Quindi ogni paziente ha una sua storia clinica, ha una sua manifestarsi, non è oggettiva, quindi non è che una persona si deve spaventare perché sa che ha conosciuto qualcuno che si è manifestato in un certo modo, ha avuto un certo decorso, perché non è assolutamente detto. La fase preliminare dei sintomi, perché magari alcuni ci ascoltano e già cominciano ad avere l'ansia di alcuni di questi sintomi, perché molti sono legati anche al decorrere dell'età. Però passiamo alla fase giovanile. Magari lei dice intorno ai 20 anni, un'età giovane, una persona ancora, visto il nostro contesto socioculturale, ancora in famiglia. Assolutamente. E quindi quando i genitori o la persona stessa, caso giovane età, prima ipotesi, devono allertarsi e non sottovalutare, perché tante volte si va dal medico di base, prescrive, è uno stress, è una cosa, perché inizialmente molti hanno questo tipo, e bisogna invece dire no, attenzione, non è questo. Lei dice un formicolio, frequente poi nelle donne soprattutto, hanno formicolio alle articolazioni, insomma, ci spieghi un attimo questo è molto importante anche nella educazione del paziente a comprendersi, e su questo io devo spendere qualche parola. La fase della comunicazione
è importantissima, perché il paziente, attraverso il suo racconto dei propri sintomi, si comprende e comprenderà anche meglio la sua storia. A che cosa dobbiamo prestare attenzione? Intanto a un sintomo che dura più di 24 ore e che ha un andamento ingravescente. Lo dico sempre al paziente, un formicolio che dura qualche minuto, un'ora, può essere anche espressione di una malattia, ma non sarà mai espressione di una malattia severa. Quindi un formicolio che prende un piede, poi l'altro piede e che ha un'evoluzione ingravescente a entrambi gli arti inferiori con andamento ascendente, ecco, quello è un sintomo a cui bisogna prestare attenzione. Così il calo della vista. Un calo della vista di un'ora non merita una preoccupazione. Certamente un'area di cecità centrale che persiste 1, 2, 3 giorni con dolore associato merita attenzione. Devo spendere però una parola anche per dare merito ai medici di base, agli oculisti, a tutte le persone che intercettano potenziali esordi e che prontamente inviano il ragazzo o la ragazza all'attenzione del neurologo. Oggi si è fatta molta formazione in questo senso, quindi diagnosi tardive e quindi perdita di opportunità importante se ne fanno veramente poche. Certamente quindi abbiamo detto la persistenza e l'ingravescenza del sintomo è molto importante. Questa è la fase giovane e quindi presa in giovane età, lei diceva, si struttura proprio un percorso terapeutico in cui la persona viene seguita nella struttura, abbiamo visto a Padova alcune immagini girate nel periodo pre-Covid da un'equipe articolata, poi parleremo anche dell'equipe, della struttura eccetera, e c'è un tipo di decorso. Invece insorge, fase di quiescenza, insorge in età più tardi, intorno ai 50 anni, quando magari in premenopausa, menopausa, la donna quindi entra in una fase magari anche particolare della sua esistenza, ha già altri sintomi strani, quindi magari può darsi che lo sottovaluti. Certamente gli esordi tardivi sono i più complessi. Sono i più complessi perché ci possono essere quelle che chiamiamo le comorbidità, cioè altre patologie che possono render conto, per esempio, di alcune alterazioni di segnale a carico della sostanza bianca dell'encefalo. Molte pazienti, per esempio emicraniche, hanno delle risonanze con delle alterazioni di segnale. La diagnosi di sclerosi multipla è sempre un puzzle, quindi oltre alla risonanza vengono fatti degli esami del sangue, viene fatto l'esame del liquor, quindi la rachicentesi, vengono fatti dei potenziali evocati visivi e soprattutto vengono escluse altre patologie che possono mimare, soprattutto con esordi tardivi, la sclerosi multipla. Ma il punto di partenza è sempre come vediamo il paziente. Quindi un cinquantenne maschio che ha un esordio con molte già lesioni cerebrali, per esempio, quello è un paziente da mettere in protezione. Perché? Perché l'età è un fattore, avanzando, che riduce i meccanismi di quello che noi chiamiamo di compenso, di plasticità neuronale rispetto a un danno. Quindi è un paziente da mettere in trattamento. Certamente bisogna valutare poi le altre patologie che ha, quindi stratificare bene il rischio, valutare se il farmaco che io inserisco apporterà un sicuro vantaggio e non rischi per quel paziente. Quindi quello è un paziente in cui la stratificazione del rischio delle terapie è molto molto delicata. Farmaci, perché la sclerosi multipla si cura come? Allora, la sclerosi multipla si cura con due grosse categorie di farmaci oggi distinte e devo dire che io ho assistito a un cambiamento importantissimo nella cura della malattia, perché ho iniziato a occuparmene quando non c'era nessun farmaco, ossia c'erano i farmaci sintomatici e quindi si prestava attenzione per esempio ai disturbi dell'umore, si prestava attenzione alla spasticità, ai disturbi sfinterici che possono essere associati, ma non avevamo farmaci in grado di modificare la malattia. Oggi i farmaci si dividono in due grosse categorie, i farmaci di prima linea, che sono la prima proposta farmacologica, e i farmaci di seconda linea con anticorpi monoclonali per lo più, che sono molto molto efficaci ma con eventi avversi maggiori. A chi sono destinati questi farmaci di seconda linea? A due categorie di pazienti. I pazienti che non rispondono adeguatamente alla prima linea, quindi in fase di monitoraggio e quindi di osservazione clinica e neuroradiologica, vanno incontro a ricadute oppure a un aumento del carico delle lesioni nonostante un trattamento di prima linea. Il paziente quindi dice nonostante un trattamento di prima linea c'è un avanzamento della malattia infiammatoria. Ecco che allora
è l'altra grande finestra di opportunità terapeutica, quella dello switch, quello del cambiamento, quello di ottimizzare il trattamento, sempre con il fine di modificare la storia della malattia. L'altra scelta è quella di iniziare con un farmaco di seconda linea negli esordi aggressivi, che sono la minoranza, ma c'è la possibilità di un esordio aggressivo, multifocale, polisintomatico, con tanti sintomi, con un carico lesionale molto alto. Ecco lì, pur magari con un paziente che recupera subito, dopo il trattamento fatto per la ricaduta, che sappiamo, e non l'ho ricordato ma lo ricordo adesso, essere costituito da farmaci che si chiamano il cortisone ad alta dose per 5 giorni per via endovenosa, che spegne il fatto acuto. Non possiamo limitarci a questo. Spento il fatto acuto, quel paziente ci sta dicendo che la prognosi, quindi dal punto di vista prognostico, non in quel momento ma da lì a 10 a 15 anni, è un paziente che verosimilmente accumulerà disabilità, e noi questo lo vogliamo fare, ottenere il più distante possibile, potenzialmente non raggiungerlo mai, ed è lì che va posizionato un farmaco molto efficace con un adeguato monitoraggio clinico e neuroradiologico del paziente per la sua sicurezza. Ecco perché lei ha fatto un'osservazione molto interessante per capire anche il decorso. 25 anni che segue questa patologia degli esordi, è stata la sua tesi di laurea, di specialità. Sì, sì. E quindi lei ha visto proprio l'escursus, e 25 anni fa i pazienti purtroppo la prospettiva avevano la sedia a rotelle, certo, si sapeva, quindi una disabilità molto importante anche motoria. Adesso siamo arrivati a questo punto in cui si evita il più possibile che ci sia questo tipo di esito finale. Sì. Per quanto riguarda i dolori, perché l'altro problema è quello, la sofferenza, il dolore, eccetera, si è fatto un passo avanti, lei ha parlato di cortisone. Sì, il dolore neuropatico che insorge anche nella sclerosi multipla rappresenta un problema per alcuni pazienti, non per la maggioranza per fortuna, però si deve intervenire attentamente non solo con antispastici, oggi ci sono anche farmaci a base di cannabinoidi che hanno un'azione molto importante nella gestione del dolore, e ogni paziente ha le sue caratteristiche e va gestito a sé, ma sicuramente abbiamo fatto dei passi importanti anche in quel senso. E invece per quanto riguarda il paziente che ha una certa età, cioè che prospettive di vita ci sono, insomma? Quindi uno dice che aspettativa di vita posso avere? Lo si pone sia il o il cinquantenne che anche poi il ventenne. Sì, devo dire che quando io faccio questa diagnosi, formulo questa diagnosi, contestualizzo molto, perché è una diagnosi che provoca molto smarrimento. Sì. Quindi molti sentimenti di paura, qualche volta di rabbia, qualche volta ci si fa delle colpe di comportamenti, di cosa avrei potuto fare, delle relazioni che non sono andate. Ecco, io dico sempre di fare ordine in questo, di togliere via tutto il rumore, di mantenere il suono, di capire il singolo soggetto. Le prospettive sono buone. Oggi noi abbiamo un obiettivo grande, che è mantenere un'alta qualità di vita del nostro paziente. E infatti io al paziente, quando formulo questa diagnosi e individuo un progetto terapeutico che naturalmente condivido con il singolo, perché questa condivisione è un aspetto importantissimo, cerco anche di creare una cura della persona, cioè che quel momento diventi anche uno strumento di cambiamento, per esempio per migliorare l'alimentazione. Io curo molto questo aspetto. Perché ha un'incidenza l'alimentazione? Diciamo che non c'è una dieta che abbia dimostrato migliorare o peggiorare la malattia, però certamente la dieta deve essere equilibrata. Per esempio l'obesità è un fattore di rischio per evoluzioni più sfavorevoli della malattia, quindi sicuramente alcuni farmaci possono essere molto irritanti a livello gastrointestinale, quindi l'educazione per esempio sembra una banalità, ma una buona colazione. La colazione è molto importante. Io ho migliorato molte qualità di vita solamente migliorando questa alimentazione. L'altro aspetto di cui mi prendo cura molto è l'esercizio fisico. E allora dottoressa, io la interrompo un attimo, perché questo esercizio fisico è importantissimo, dobbiamo dedicarci il tempo dovuto, poi parliamo anche del centro di Padova. Grazie mille. Un attimo solo, fermi la pubblicità, pochi secondi, torniamo insieme, seguiteci.